quando affacciasti tu, si mise a tuo cospetto e non ti lasciavo più. Io penso che lo soli quando spuntasti tu, ti retti il suo calore e non ti lasciavo più. Terra, terra di tormento, di lava e di fermento, terra di vento, terra della malinconia, terra di tu sei la terra mia. Ciao, salve ragazzi, a tutti, come ragazze. state? Noi siamo felici intanto di essere di nuovo qui. Sì, oggi puntatona veramente, perché parliamo di due grandi artisti nazionali. Possiamo dire grande emozione. Sì, siamo emozionati di conoscerli. Non ti volevo interrompere, però quasi quasi non mi vorrei collegare con loro, sai? No, sì, per noi l'emozione è talmente forte, magari. Certo, anche perché, ad esempio, nel caso di Erminio, perché abbiamo Gatto Pancieri e Erminio Sinni in collegamento, io ad esempio mi ricordo del Sanremo di Erminio, proprio ce l'ho davanti agli occhi, e oggi così parlare con lui, sapere alcune informazioni anche da parte sua, diciamo, come dire, è una sensazione veramente bella. Questo è uno dei piaceri anche della musica, di fare Ma guarda che, collegamenti, di fare diretti. In questa avventura ci stiamo creando un bellissimo rapporto appunto con artisti che mai pensavamo di poter incontrare, ti giuro. Ne abbiamo incontrati tanti, però questi ci mancano. Questi ci mancavano, e quindi è l'occasione giusta anche per saperne di più. E allora io invito, se c'è Erminio ad esempio in linea, a collegarsi. Vediamo. Ce l'abbiamo. Ciao L'abbiamo. Erminio. E arrivano intanto i commenti sempre fantastici. Ciao Davito, ciao a tutti ragazzi. Poi leggeremo anche i commenti e più tardi poi risponderemo anche a tutti. Ciao Vito, ciao Salvo Sciascia. Conosci un Salvo Sciascia, ad esempio Erminio? Partiamo subito al volo. Ne abbiamo incontrati tanti, però questi ci mancano. Ci mancavano. Erminio, ci sei? Ciao Maurizio, ciao Giuseppe, mi sentite? Noi ti sentiamo. Forte e chiaro, come si dice. Mi sentite Giuseppe, Maurizio, mi sentite? Noi ti sentiamo Erminio. Però ti sentiamo, rispondi dopo quello che dopo un po' di tempo, come se c'è un ritorno. Salvo Sciascia l'ho visto nascere. Ah, quindi il collegamento significa che noi parliamo. Mi sentite? Sì, no, ti sentiamo in ritardo. Erminio, puoi fare una cosa? Io ci sono, però non... Io non vi sento. Puoi provare a ricollegarti, sì, prova a ricollegarti, Erminio. Se questo ti arriva anche in ritardo. Ma anche perché nelle prove ci sentivamo abbastanza bene. Sì, un saluto dal Belgio. Intanto sì, ricordiamo che siamo anche in diretta Eccoci sono. Ci sei Erminio? Io ci sono. Ok, ora sì. Perfetto, c'era un ritorno che sicuramente ci dava qualche fastidio. Allora, solo una cosa Erminio, è arrivato intanto un saluto dal Belgio, perché siamo in collegamento anche con Radio Prima Liegi dal Belgio, dove noi siamo stati ospiti, abbiamo fatto la serata italiana a Blegny Min, quindi abbiamo, come dire, creato anche un simpatico rapporto fra di noi. Quest'anno dovevamo essere nuovamente in Belgio a suonare là, e purtroppo, come tanti artisti, sono saltate tante cose, fra cui anche questa data. Invece parliamo di te. Che cosa è cambiato
in questa fase, dal punto di vista artistico, nel senso progetti, collaborazioni, lavori a cui stavi comunque dedicando del tempo? Guarda, innanzitutto ora non so se prima avete sentito, devo salutare Maurizio e Giuseppe, grazie dell'ospitalità. No, no, grazie a te, grazie a te. Grazie. E cosa è cambiato? Innanzitutto, se vuoi una battuta, è cambiato che mi sono abbronzato. L'unica cosa che è cambiata. Però dal punto di vista lavorativo io stavo registrando un disco nuovo con Marco Rinalduzzi, non so se conosci Marco, il produttore, grande produttore di Giorgia, di Alex Baroni, grande musicista, grande produttore, e ci siamo bloccati a febbraio. Ora stiamo riprendendo le registrazioni. Per quanto riguarda la musica live, che ne so, io ho fatto come state facendo voi, io ho cercato di farmi e fare compagnia sui social, perché insomma che rimanga tra noi, per me, credo anche per voi, sicuramente la musica è una terapia, però non lo devono sapere i padroni dei locali, altrimenti ci vogliono i soldi per farci suonare, capito? Sì, sì. Allora noi lo dobbiamo dire che è il lavoro, va bene? Sì. Quindi, questa è la cosa che... Ma in fondo ci facciamo bene noi, ecco, questo ti vuoi dire. Certo. Però che rimanga tra noi. No, non lo facciamo, sapere. non lo facciamo. Non lo saprà nessuno, te lo assicuro. Rimane in viaggi e dintorni, e zone Sì, limitrofe. sì, sì. Resta chiuso. Arriva solo in Belgio e poi... e diciamo che... Poi com'è cambiato? Dimmi Maurizio. Diciamo che gli artisti, come è stato anche detto, che tanto ci fanno divertire, in questo periodo secondo me sono stati molto importanti. Tutto ciò che parla di arte è servito a tenere compagnia a tantissime famiglie, tantissime persone, a intrattenere, perché magari l'avrò detto già in qualche altra puntata, chi vive in una famiglia numerosa sicuramente non si sarà annoiato, ma ti assicuro che stare da sole a casa Sì. senza un po' di compagnia sicuramente deve essere stata una quarantena molto ma molto pesante, quindi il messaggio che mandiamo è proprio questo, cercare di arrivare alle persone che sono anche sole, giusto? Sì, perché io credo che guardare un muro per 2 mesi, oppure avere una persona magari con cui in casa con cui non andiamo d'accordo, oppure o con dei problemi mentali o di droga, di alcol, Certo. quel che ti pare, io credo sia stata una tortura enorme, capito? E non è stata considerata. Per quanto riguarda il nostro lavoro, io ieri sera ho fatto una battuta a 2 colleghi, a un DJ e un altro ragazzo che canta e suona. Ho detto la cosa buffa è che uno che faceva il DJ, uno che vendeva le bibite, uno che ha fatto il Grande Fratello, un altro lavorava nei villaggi, tutti messi insieme da un comico, l'unica cosa a cui non hanno pensato è allo spettacolo. È all'arte. Sì, Sì, Perché guarda che non avevo fatto questa... No, le origini comunque sono Sì, quelle. le origini, ci mancherebbe. Sono artistiche le origini. non è una critica, però No. Tu mi ci vedi come presidente del consiglio, ad esempio. Io ti vedo, già ti voto. Quindi Io- tu... Cioè, come faccio a Mauri, io ti dimenticarmi... voto. Oh, già un voto Ma ce noi l'ho. facciamo un Però partito ricordati, subito. c'ho un terreno agricolo che da rendere edificabile, pensaci te. Va Ok, bene, va- non problema. Entriamo subito quasi Ma è nella questo, natura. ma oggi chi fa politica per cosa lo fa? Scusami. No, lo fa per il bene comune, Del paese. per il bene nostro, per cui Del paese. Del paese. non entriamo Vabbè, veramente in cambiamo queste subito cose. discorso Ma perché parliamo di noi. Noi Sì, ma è una constatazione, non era Sì, una no, sì, ma sì. come dire, è la realtà, poi è quello che sta succedendo realmente, perché io non mi chiedo come mai, o mi chiedo come mai in un supermercato fuori 200 persone in fila a 1 metro di distanza possono stare e magari in un concerto o in un negozio più piccolo ci sono tante limitazioni, un negozio chiuso, quindi Vabbè, ci sono Maurizio, tante cose che non funzionano, ma parliamo di non Erminia, voglio dai. assolutamente entrare perché già questo Vabbè. è una cosa che hanno già
si è vista, si è rivista in TV. Parliamo di cose belle invece. Io invece faccio subito una domanda, se posso. Devi. Tu hai partecipato a Sanremo, mio fratello l'ha detto poco fa, Sì. ti ricorda ancora in quel momento che tu eri a Sanremo? Io l'ho visto, quindi... Ma hai partecipato a Sanremo sia come autore e sia come cantautore, per cui ti sei esibito Sì. anche su quel palco. A livello emotivo, tuo personale, qual è stata la differenza fra le due occasioni, sia da autore sia da cantautore? Allora, da autore, io ero un ragazzino, ero emozionato, ho scritto questa canzone per Stefania La Flauci. E la cosa bella è che nella mia produzione, cioè nella produzione di Stefania, dove poi hanno prodotto anche me l'anno dopo, c'era anche Mia Martini e Mietta. Quindi andammo a Sanremo con 3 canzoni. Mietta vinse con Canzone di Amedeo Minghi Ah, e Stefania partecipò con la mia canzone e Mimì, Mia Martini, con Almeno tu nell'universo. E Brividi. purtroppo è meno male, cioè purtroppo dico nel senso che non ricordandomi l'emozione mia, perché talmente era un'emozione ascoltare Mia Martini sia nelle prove che dal vivo, c'era una cosa che ti acchiappava all'anima, credimi, era un esorcismo, era un qualcosa che ti curava. E ascoltare quella cosa lì ha fatto passare in secondo piano la mia prima esperienza d'autore a Sanremo. addirittura. Quindi è stata quella, purtroppo, e meno male, dico meno male perché ho assistito a qualcosa di unico, purtroppo perché non mi posso ricordare l'emozione mia, ecco. Ho Perché capito. io da questa domanda fatta da mio fratello è un po' come quello che succede nella vita, perché spesso poi si dice che da nonni, cioè i nonni vogliono più bene ai nipoti a momenti dei figli, quindi la domanda te la giro in un altro senso, cioè Non l'ho capito. è più emozionante cantare tu il brano o sentirlo poi cantare ad esempio da altri ed essere tu lì davanti ad ammirare un po' o ascoltare quello che Hai sta... scritto. Guarda, io quando sono arrivato al festival come cantante ho adottato la stessa tecnica, te lo ricordi L'attimo fuggente? Sì, Il film, quando Robbie Williams mi fece mettere sul banco gli alunni e osservare la classe, in piedi sul banco. Ecco, io ho osservato prima il palco dal palco, poi sono sceso giù quando facevamo le prove, sì. nella platea. E guardare dalla platea al palco era molto più emozionante. Sì, Ah, addirittura. Allora, dobbiamo Sì, provare questa perché esperienza. ok, no. Almeno andare a ti vedere rendevi- Sanremo. io mi sono reso conto di quello che stavo facendo da là. Ah, ok, ok. Perché noi da umili mortali siamo abituati a vedere i palcoscenici da sotto, capito? Perché non- Vabbè, ti riferisci a noi, lo so. No, no, infatti ho detto Ah, l'esperienza no, di ma vedere. io guarda, cioè, Io noi- penso, noi a non volte i c'è palchi li neanche siamo- monto pure io, pensa. io li smonto pure. Ma il fatto è che ecco, la cosa bella di tutta questa situazione è proprio questa, il fatto di poter assaporare da tutti i punti di vista la situazione. Ecco. E questo ha fatto sì che io assaporassi di più il gusto proprio del palco di Sanremo. Questo mi Capito. ha fatto, anche se poi per quanto mi riguarda è durato talmente poco, però ho avuto in quei 5 giorni e sono riuscito a vincere 2 premi, la più bella musica che mi ha dato Domenico Modugno di tutto il festival, Domenico Modugno e Franco Migliacci, e il più bel testo che fu il premio dato dal Silb. Quindi per quanto mi riguarda avevo vinto il festival. Ecco. Certo, Poi, certo, certo. Ma io, se non ricordo male, intanto scusa perché ci mancherebbe, ti manda i saluti Salvo Sciascia dalla lontano grande persona, Palermo. Salvo. Sì, 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 una bellissima persona e anche grazie a lui se noi oggi siamo in collegamento con te, quindi lo Sì, sì, un ringraziamo. grande amico e una grande persona. Come nasce Erminio Sin? Cioè, artisticamente, musicalmente, a casa tua c'era qualcuno che suonava? Hai visto il tuo primo concerto e ti sei innamorato di un artista, di un genere? Cioè, da che cosa nasce la tua musica? Guarda, io nasce da un problema di salute, la mia Ah, musica. Cioè, io avevo un problema di circolazione da ragazzino
e mi era stato proibito di prendere freddo. Io facevo il portiere, pensa. Ah, Però giocavi a mi calcio diventavano quindi. sì, sì, giocavo a calcio, ero anche bravino. Per quale squadra C'avevo tifi? qualche... No, ormai non tifo più niente. Dopo che ho lavorato per la nazionale di calcio, non tifo più niente. Ah, Ok. Io ho lavorato fino, fino al 2006 a Duisburg, insomma, ho lavorato per Casa Azzurri, quindi ah, poi un giorno te lo dirò. va Va bene, bene. va E bene. comunque io sono per la Roma, per Napoli, per queste squadre qui. Ok. Sono per queste e che ti stavo No, dicendo? stavi dicendo che Adesso, facevi il portiere. mio babbo era minatore, ecco, il mio babbo era minatore Ah, e mi disse non ti posso, i medici mi hanno detto non ti potrò comprare il motorino. E io dissi allora vorrei imparare a suonare e da quella cosa lì mi ha cambiato la vita, mi ha salvato la vita, capito? E da lì io poi ho iniziato a suonare il pianoforte classico, poi scappai di casa e mi ritrovai a Roma a chiedere l'elemosina via del Corso. Dopo 20 giorni, forse anche un mese, camminando per via del Vantaggio, una vietta lì, vidi un pianoforte bianco in uno scantinato che era un locale, chiesi se potevo suonare e cercavano il pianista per aprire le serate a Romano Mussolini. Ah, grande Allora, io non pianista. sapevo sì. fare il piano bar. Sì, non sapevo fare il piano bar, però ho iniziato a fare le canzoni che facevo in gita scolastica con i miei amici. Capito? Allora il piano bar era Bruno Martino, che poi Sì, conobbi dopo, ma non sapevo chi era. buon Era che ne so, la gusto. musica napoletana, la musica brasiliana, i classici, che ne so, tipo Night and Day, queste cose qui. E niente, ho iniziato a fare canzoni cantautori. E da quel momento c'è stata la fila, mi chiamavano tutti i locali e ho iniziato a guadagnare fino a che avevo bisogno di scrivere, perché ho bisogno di... Cioè, voi lo sapete meglio di me, che noi abbiamo bisogno di essere amati, è un bisogno di essere amati il nostro. Quindi non ci basta un discorso bravo, hai suonato, hai cantato bene, ma abbiamo bisogno di sentirci dire sei una brava persona, perlomeno credo Questo più così. di tutti, E, credici. sì, e quindi ho iniziato a scrivere, però partendo da me stesso, partendo da tutto quello che ho avuto la fortuna di vivere. E infatti io ho la terza media, non è che ho chissà che studio, No, però finalmente un mio so- compagno. sì, Io ho preso il diploma serale, Non quindi... lo dire, non lo Perché? dire, dai. Di giorno, no, no, io ho di fatto... giorno dormivo, la sera andavo a scuola. Ho preso quello serale, quindi... Ma io dormivo anche la sera. C'è una foto di prima elementare che dormo sul banco, quindi... Ma tu conosci la E musica, niente, questa è la differenza. Tu conosci la musica sì, l'ho studiata. e noi neanche quello. Non solo la musica, ma Per- poi... Ma perché ci mette a confronto No, con no, ma Ma perché non lo sapeva Erminio, guarda voglio Maurizio. scostarmi da lui, fargli capire che non siamo uguali, Ma capisci? lui chiude il collegamento ora, no? No, no, non lo No, chiude. no, non lo- perché devo dire? Io vi voglio bene veramente come se ci fossimo sempre conosciuti. Ma Ma noi noi si- ci siamo conosciuti, cioè almeno noi da parte nostra ci siamo sempre conosciuti. Noi ti abbiamo sempre visto, sei tu che hai visto di meno noi, però contiamo quanto prima di andare a No, Sanremo però e vi ho recuperare. immaginato, Ah, ok. vi ho immaginato. A distanza, a distanza. Vabbè, possiamo. Una cosa bella che ti è successo, noi ci siamo documentati, per cui com'è nato il rapporto invece con un grandissimo artista che si chiama Riccardo Cocciante. Cosa ci racconti? Allora, ti racconto innanzitutto, Riccardo è stato il mio produttore. Il rapporto è nato perché già io e Massimo Bizzarri, un mio amico maestro, veramente un altro che è grandissimo, avevamo scritto una canzone per lui, Resta con me. E anche questo incontro, l'incontro che poi mi ha portato, cioè questo era a parte il fatto di Resta con me, l'incontro che ha fatto sì insomma la ragione che ha fatto sì che incontrassi Cocciante è stata un'altra cosa brutta. Mi hanno Ah, lasciato con una ragazza a cui avevo scritto tutte le canzoni, poi tra l'altro anche quella di Sanremo, e quella sera arrivai a casa di un amico di lei che si era fidanzato con l'ex di Leonardo Di Amicis. ah, Vi fece sentire l'amore vero
lei chiamò Leonardo di Amici, il giorno dopo ci incontrammo e Leonardo, ho detto guarda io ho anche scritto Resta con me, il giorno dopo eravamo a casa di Cocciante e davanti c'era la bozza di Margherita e io al pianoforte di Cocciante gli ho cantato L'amore vero. Mamma mia, bellissima questa Bellissima cosa. esperienza. Cioè, Quindi ci stai quindi dicendo che queste sono conviene le- lasciarci? No, non ti Ah, sto no. dicendo, sto dicendo invece che per me, tutte le volte che succede No, chiedo per un qualcosa amico io, capisci? Chiedo per un amico. lo so, ma a volte fa bene, lo so. Però per dirti, questa cosa qui, da un fatto brutto, vedi, da un fatto brutto è nata una bella opportunità. Quindi tante volte pensiamo quanto siamo sfortunati, ma non sappiamo mica la vita dove ci porta. Ti Magari posso- proprio quel fatto lì ci ha portato da un'altra parte bella. Ti posso dare ragione, lo sai perché? Noi credo abbiamo scritto 14-15 brani nostri, ancora siamo all'inizio, il tempo c'è. Certo. E sono nate tutte da momenti difficili, quindi pensa quanti momenti difficili abbiamo avuto noi. Non riusciamo a scrivere nei momenti, nei momenti di tranquillità, di benessere, che non l'abbiamo mai avuto. Quindi nei momenti tristi, Ma quando ci danno mazzate, noi per punirci e per punirli scriviamo canzoni. Quindi in un certo senso ma tu capisco. ce n'hai 14? 14, sì. Io ce n'ho più di 500, pensa quanto sofferto. Mamma mia, ma noi possiamo fare una cosa intanto? Possiamo mandare un attimo l'inserto della tua ospitata, cioè della tua partecipazione a Sanremo? Come ti pare? Io intanto bevo. Ok, noi chiediamo Vabbè. alla regia, se arregge, di inviare questo video. A dopo. Quarta novità in A dopo. gara. Un attimo per il microfono, signore e stavo signori, sistemando tutto. Erminio Sinni. Che spettacolo! No, Sini lo darà dopo lo spettacolo, intanto ce n'è uno prima di Valentino. Sini, restiamo qui a guardare, guarda. Cos'è, una sfida? È un gesto di sfida? Assassina. Le donne le pensano tutte, eh? Le donne le pensano tutte. Oh, Sini mi ha detto io non devo parlare che sono emozionatissimo, non voglio presentare nulla, vero? Sì, è verissimo. Sini è un piano, fa il piano bar. Voi sapete chi suona al piano bar deve sapere il repertorio di tutti i cantanti, Sì. perché deve accontentare le richieste della clientela che ha ovviamente gusti diversi. Un giorno tra i clienti ti è capitato Cocciante, Riccardo Sì, Cocciante, Riccardo Cocciante. quale ti ha sentito la tua voce, gli è piaciuta molto e ti ha scritto una canzone. L'abbiamo scritta insieme. Insieme. Ecco, vedi che viene fuori anche la voce pian pianino parlando. Come si intitola questa canzone? L'amore vero. Ecco. Come si chiama il maestro che la dirige? Il maestro è Leonardo Di Amicis, mio amico e produttore. Bene, hai visto, tutto a posto. Erminio Sinni debutta a Sanremo con L'amore vero. Bocca al lupo. L'amore vero viene una volta sola a un passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola uno sguardo attento, che nulla ti possa fare male, non è un documento, ma solo un fluido eccezionale. L'amore vero ha un congegno misterioso, entra in funzione all'improvviso, tracciando un fulmine nel sospeso e l'endovena di energia, una reazione nucleare o un miscuglio di follia. Dolcemente animale, tu che hai quegli occhi tipici di chi l'ha conosciuto bene, i polsi stretti dando invisibili catene. Vorresti credere che possa capitare ancora quel sentimento che non sia solo di un'ora. Che ha gli occhi che non ridono da tempo, è una galera questo mini appartamento, troppo silenzio, urla forte da dolore, ma il tempo passa, si indebolisce il cuore.
Erminio, Sono pochi ma sinceri. guarda, ho i brividi realmente, bellissimo, Il bellissimo. coronavirus o no? No, bellissimo quel Sanremo, bellissimo quel palco scenico, Erminio, spettacolare. se non ricordo male, Ma anche i brani. chi ha vinto nella tua categoria quell'anno? Marco se n'è andato e non ritorna. La Per Pausini, cui ha avuto, certo. ti sei dovuto scontrare con la grande Pausini, ma c'era anche Necchi, se non ricordo male. C'era Neck, c'era Gerardina. C'era Gerardino, Ragazzi, per cui avevi un bel parterre da affrontare. Comunque, se non ricordo male, sei arrivato quinto. È arrivato quinto, se non ricordo Sì, male. sono arrivato qui, no, ma io guarda, ero molto felice del mio piazzamento, anche perché avevo vinto 2 premi. Cioè, Certo, Ah, certo, sì, è uno di quei premi, se non ricordo male, era quel famoso premio che si chiama Mia Martini, giusto? No, No. è volare. Ah, Mia però- Martini, Martini- è un altro premio. Non so chi è che ha scritto questa cosa, perché Mia Martini è un premio che vinsi al premio Mia Martini. Al premio Mio Martini, sì, perfetto. Perché quell'anno Mimì fortunatamente ancora era viva e mi sembra si esibì con la sorella, con Loredana. ah, va bene, comunque E è poi sempre prestigioso comunque. quel Un'altra palco, curiosità va che ti voglio chiedere, come arrivi a Por Amor, no? Che è stata trasmessa in America Latina, è stata, come dire, la colonna sonora di una telenovelas, di una fiction, come vogliamo chiamarla noi. Ha venduto fra l'altro milioni di copie. Cosa Io hai provato? 832.000 euro. Mamma mia, Poi mamma mia. è stato un caso, credo che sai, devi avere fortuna nella vita. Ci sono certe porte si chiudono e certe si spalancano senza sapere perché. Quella è stata, qualcuno ha sentito la canzone e l'ha messa nella telenovela. Ok, Bella io cosa. ti invito solamente a farci sentire qualcosa Live. e così poi passiamo ai saluti e speriamo di intanto rivederci e di vederci. di incontrarci, che è molto più importante ancora. Guarda, io se me lo permettete, Sì, domani è sabato come lo era 28 anni fa. E io ebbi la fortuna, l'onore di pranzare con quello che fecero saltare a Capaci. ah, sì, E- Giovanni Falcone. sì, È la Giovanni scorta. Falcone. E domani come nel 92 era Coincide. sabato, è sabato anche domani. E io vorrei dedicare a queste grandi persone, a loro due, alla scorta, una canzone non mia, di Antonello Venditti. E spero che faccia piacere. Ma Assolutamente, sicuramente, anzi. assolutamente. Stella che cammini nello spazio senza fini, fermati un istante, solo un attimo, e ascolta i nostri cuori, caduti in questo mondo, siamo in tanti ad aspettare, donaci la pace ai nostri simili, pane fresco da mangiare, leggi i nostri figli veri dalla vita quotidiana, e salvaci dall'odio e dal dolore, che siamo sempre soli nel buio della notte, occhi azzurri per vedere questo amore grande, 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 questo cielo si rischiara in un istante, non andare via, lasciati cadere, stella, stella mia, resta sempre nel mio cuore. Non so come si sentiva, ma io ci ho messo il Ma guarda, come si sentiva, vai È tranquillo. arrivato al cuore, È arrivato dentro. è una dedica speciale per una persona speciale in un momento, e noi siciliani l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle,
quindi sei arrivato, tranquillo, il messaggio è arrivato, No, hai avuto un bellissimo sai, pensiero. no, per me, sai, è una cosa che mi sono portato dietro per tutti questi anni e credo che sia la prima volta che lo dico in pubblico. Noi Qualche siamo, amico mio lo sa, ma lo sanno poche per le persone che c'erano. e siamo felici Tutto questo. che l'hai raccontato, diciamo, con noi, perché ripeto, noi abitiamo a pochi chilometri da Capaci, Capaci. e abbiamo vissuto quei momenti, quindi fra l'altro lo dico così, serve solo per rubarti un altro minuto. Quel giorno mia suocera, guarda caso, veniva da Palermo ed è una delle macchine che è rimasta bloccata per fortuna Ma dai, a poche centinaia di metri, ma non è successo niente. Quindi l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, questa brutta pagina della storia italiana. Erminio, noi siamo veramente ragazzi, felici e emozionati, è stato un piacere conoscerti per ora piacere sul mio. web. La nostra non è una minaccia, ma speriamo di vederci presto e di persona. Fra l'altro noi, se riprende la normalità, ci occupiamo di Sì, musica, di spettacoli, collaboriamo con la Event Service che ci permette di fare la diretta, che ha un grossissimo service veramente a livelli professionali, e quindi potrà capitare sicuramente di fare qualche manifestazione insieme e quindi avere il piacere di stringerti la ma mano magari, e ragazzi. di conoscerti di presenza. Grazie per Voi tutto se quello. venite a Roma siete ospiti miei. Grazie. Già puoi Va aprire il bene? portone. Ciao Giuseppe, ciao Ciao Maurizio. Erminio, Ciao, grazie. ciao, ciao. A Ciao, presto, ciao. grazie. Salutatemi gatto. Sì, sì, ora lo salutiamo. Esci tu ed entra lui. Vai, ciao, Ciao. Ciao Erminio. Comunque, è un momento emozionante, sicuramente. Ma che dire, Maurizio, cosa si prova? Ora, No, io mi sono, ripeto, emozionato perché poi il pensiero che ho avuto ultimo, appunto, certo per... non me l'aspettavo, sinceramente non ci avevo ancora anche pensato. È proprio, appunto, Ma domani è ovvio che ci sarà, come dire, è una ricorrenza che non si può dimenticare. Allora, cambiamo nuovamente pagina, cambiamo discorso e vediamo chi abbiamo in linea. Chi abbiamo in linea? No! è mia, Mia, che poi se la facevi mio, mi sa che con i formaggini riuscivi anche ad arrivare veramente ai bambini. Maurizio, ma che domanda? No, Non ho come capito. che domanda? Ma tu Mia. come ti permetti? Ciao intanto gatto. Gatto! Guarda che è tenebroso, eh? Sì, no, mi fa paura un gatto così, eh. Come stai? Ah, È arrivato ora. arriva in ritardo. Gatto! Prova a Ma mi ricollegarti. sentite voi? Noi sì, ma tu prova a ricollegarti perché ti arriva l'audio dopo. Ma mi sentite voi? Noi sì. Mi sentite? Arriva in ritardo l'audio. Sì, prova a ricollegarti. E questo è ma oggi comunque è già successo 2 volte, stranamente, perché Nelle altre puntate non è successo. non è successo. Quindi... Va bene, vabbè, poi ce lo prenderemo con l'event service che tu Sì, subito eventi service che è ritardato, No. non lui, c'è l'audio in questo caso. Ma non Vabbè. c'entra, è la connessione, è la connessione. Ecco un altro, vabbè, ci sono dei commenti che arrivano pure. Non so quanti siamo collegati, ragazzi, o quanti sono collegati? Uno, Noi due, due, tre noi due. persone, solo noi due. Noi due e gatto, noi due e E gatto. siamo in 3, In 3. neanche il service è collegato. Poi. No, Assolutamente. neanche la eventi service che ci fa il service da casa. Pensate, Perché domani, dove si è arrivati? poi domani ci sarà Maurizio Costanzo, che lo sai, che dà tutte le info per quanto riguarda lo share, Lo share. lo share televisivo, e noi saremo sicuramente. Ciao fratello gatto, adesso ti sentiamo a basso volume. Ora proviamo A sistemare il il tutto. Allora, allora, intanto, come dire, due artisti che hanno calcato il palcoscenico di Sanremo, due grandi autori che hanno scritto per diversi artisti, ad esempio Erminio anche per Paola Turci, ha collaborato con Paola Turci, ha collaborato con Riccardo Cocciante, ma ecco qua, intanto se ci senti,
Ci senti? Adesso mi sento un po' meglio, mi sembra. Ok. Ti portiamo subito i saluti di Erminio Sinni, con cui abbiamo chiuso il collegamento pochi secondi fa. Allora, ho sentito, è stato bravissimo Erminio, lo saluto tantissimo, un grande collega, un grande cantautore, anche lui mi ha emozionato. Faccio un po' fatica a sentire, ma temo che sia la linea qui dove stiamo noi, perché noi siamo in Lombardia, in piena zona rossa. È questo. Noi lo sai, siamo in Sicilia, abbiamo un bellissimo cielo oggi. Noi siamo in zona gialla, Noi da noi c'è un sole incredibile, c'è una bellissima giornata, ma credo sia solo un collegamento di linea, non per il fatto che sia se in Lombardia o meno. la Lombardia o la zona rossa. Se vuoi, sì, lo so. Gatto, cosa ha affermato? Sento malissimo. Noi ti sentiamo benissimo, Gatto. Cosa possiamo fare? Sento astratti, la vostra voce la sento spezzata e quindi non riesco a capire le parole. Facciamo una cosa allora, intanto noi mandiamo un video, prova a ricollegarti e intanto mandiamo qualcosa di tuo, ok? E poi partiamo con qualche domandina. Sì, ok. Va bene. Allora, intanto partiamo con il brano per eccellenza, diciamo, che è quello vivo per lei. Quindi se vuoi mandare questo contributo. Vivo per lei da quando sai la prima volta. Peccato, perché? Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro il cielo l'estate. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita insieme a sfiorarla e attraverso un piano forte la morte lontana io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte mi ha in testa ma è un pugno che non fa male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo per lei. È un dolore quando mi parli e con piacere estremo e attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei, nient'altro ho, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso, cantiamo insieme io vivo. Vai ragazzi, più forte, bellissimo! Io vivo. Vivo e sorrido e anche in un domani duro vivrai per lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra
la vivola. Vivo per lei la musica più forte. Io vivo per lei, è unica, io vivo per lei. Io vivo per lei. L'abbiamo detto prima, amiamo in tanti e quindi direi viviamo. Complimenti, complimenti. Ma la curiosità è questa: come nasce Vivo per lei? Cioè, da dove sei partito? Qual è stato lo stimolo, lo spunto che ti ha ispirato? La musica. Ma è stato molto facile perché alla fine la canzone parla del mio amore per la musica, no? Sì. Che non ho fatto altro che raccontare come è andata, cioè dalla prima volta che ho incontrato una chitarra a 14 anni mi sono innamorato della musica. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata. E la prima volta è stato, adesso non è perché siamo qui con due siciliani, ma è stato Meri, un ragazzo di Punta Raisi, che vive a Monza, che si chiama Piero Locastro, che lui suonava sempre la chitarra quando io avevo 14 anni. Ok. Lui ne aveva 13, però il padre gli regalava sempre strumenti musicali. Lui suonava sempre, io giocavo a... Ma un giorno io mi sono fatto un po' male a una gamba e questo Piero Locastro mi ha detto: ma prova a imparare a suonare la chitarra, che ti annoi, sei lì che ti annoi. E io ho provato e da quel momento non ho più smesso. Quindi nella canzone Vivo per lei praticamente racconto da quando l'ho incontrata, quando poi mi ha fatto anche soffrire in certi momenti, è diventato un lavoro ed è stato facile, come è stato facile con Giorgio e Bocelli di cantare questa canzone, perché naturalmente anche loro vivono per la musica. Certo, ma io vedo qua, cioè, praticamente parliamo di tutto: Sanremo, Festival Bar, Cantagiro, Giorgia, Mina, Bocelli, chi più ne ha più ne metta, in questo senso, Mietta. Cioè, praticamente come funziona? Serve anche per... Ma io volevo fare una domanda. Dimmi. Cioè perché mi ha ispirato oggi, guardando un po' tutta la tua storia. Cioè, quando scrivi un brano, effettivamente, Gatto, come lo scrivi? Cioè, pensando già all'esecutore che lo deve interpretare, oppure così, cioè, per capire, già hai l'indirizzo preciso per chi deve eseguire quel brano? No, opzione 2, ti faccio un esempio. Sì. Io questa mattina ho scritto una canzone nuova e l'ho scritta come faccio tutte le canzoni, pensando che poi la dovrò cantare io. Ok. Adesso stamattina l'ho appuntata sul vocale del telefono, no? Poi domani dal vocale del telefono la metto nel computer e faccio un provino e la archivio. Domani ne scrivo un'altra. Quando poi la riascolterò a mente fredda deciderò se quella canzone è perfetta per la mia voce o potrebbe andare bene alla voce di qualcuno. Quindi tutte le canzoni nascono nello stesso modo. Cioè la storia è mia e come dovete cantarle io. A me non piace scrivere una canzone andando a Pucciano, perché se io faccio questo vado a finire di copiazzare lo stile che immagino quello voglia fare. Certo. Il suo stile. Invece no, perché è stata Mina a insegnarmi questo, perché quando io mandai, che ero ragazzo, 2 brani a Mina, uno dei 2 era molto alla Mina e l'altro non c'entrava niente con Mina, era Gatto Panceri. Secondo voi quale ha fatto? Quello alla Gatto Panceri. Quello alla Gatto Panceri. Esatto. E mi ha detto: tanto le canzoni alla Mina, ho già i miei autori che le scrivono. Bravissimo, io l'ho sentito dire, ad esempio, mi rifaccio a molti artisti che fanno le cover o che imitano certi cantanti. Cioè, se già Gatto Panceri esiste, non cercheranno un altro Gatto Panceri, cercheranno una voce particolare, uno stile particolare. Quindi quello che diciamo sempre è quello di essere originali. E Bravo. questo è il messaggio.
Esatto, e poi soprattutto quando tu scrivi una canzone pensando a te, la fai vera. Quando la fai per un altro, fai il paraculo. Immagini che lui... No, io scrivo una cosa, poi la cosa bella è quando poi la sente Mina, quando la sente Giorgia, si deve rivedere dentro. Naturalmente certo. dopo, una volta che è partito il progetto, può anche essere che io canti qualcosa nel testo se lo deve cantare una donna. L'elaborazione, poi il ritocco si può fare, ma una volta che la canzone è già nata. Scusa se ti interrompo, intanto accentra un po' il telefonino, preferisco vedere te e non il mixer, dico non me ne volere, gatto. E come si fa? Ok, basta un altro pochino. Ho disposto tu. Al lato opposto. Perfetto. Ok. Ora No. Gatto. Non riusciamo. No, un fuochino, Fermo. Già mi accontento così. Ma non è bello così. No, ecco. così, gatto. Questo, capisco che stasera dormirai con il torcicollo. Non ti vedo bene, gatto. Così, non ti muovere. Sei così. Non ti muovere. Perfetto. Stai attento. Non ho mai fatto una diretta in mezzo. Ah, sì. Vabbè, ti abbiamo messo nel mezzo, consentici. Allora, io invece mi sono incuriosito perché io ti seguivo come pagina senza nulla togliere a tutto quello che hai fatto artisticamente, perché ma mi ha incuriosito sentirti suonare la chitarra sotto la pioggia in questo periodo. Allora tu sapete benissimo che le tournée sono sospese. No, vero? No, non lo sapevo. Ma da quando? Ho iniziato la tournée il 15 febbraio a Milano, tutto gasato, avevo altre 6 date primaverili e poi quella estiva. Naturalmente 3 giorni dopo il concerto di Milano è stato tutto bloccato. Però naturalmente dopo un primo periodo di tristezza ho detto vabbè, a questo punto io mi faccio i concerti in giardino, mi faccio i concerti col sole, mi faccio i concerti anche sotto la pioggia, perché c'era una canzone che si chiama Una settimana e un giorno, che fa parte di un disco vecchio, che parla proprio di quei giorni incessanti di pioggia che in Sicilia non esistono, ma in Brianza a volte piove per 7 giorni. Mamma mia. Da voi quando piove per 7 minuti. No, qua tutto l'anno ha piovuto 7 giorni in tutto l'anno. Quest'anno abbiamo avuto veramente, non abbiamo visto l'inverno, veramente. Quindi passiamo da un'estremità all'altra. Possiamo mandare l'inserto se ti fa piacere? Sì, perché praticamente io ho promesso ai miei sostenitori in Facebook che avrei cantato sotto la pioggia sto pezzo per ambientarlo. E una volta promesso, solo che ho preso quasi mezza bronchite per farlo. Fra l'altro arrivano tantissimi messaggi su di te, tantissimi fans che scrivono lui canta anche sotto la pioggia perché noi fan abbiamo fame di gatto. Poi dicono che non ti piace stare nel mezzo, quindi lo sanno anche i tuoi fan, quindi questo ti sento... No, io quando faccio una promessa la devo mantenere. Ok. Stamattina, ieri avevo promesso che stamattina avrei fatto una canzone seduto in cucina col fornello acceso e l'ho fatta. E il sugo com'è venuto? No, era il tè. Un tè melodioso. Allora, vediamo questi momenti che sono veramente toccanti. Fra l'altro un brano bellissimo, registrato sotto la pioggia. Ha dovuto cambiare le corde alla chitarra, asciugarla tutta. Sicuramente. Mandiamo questo inserto. Ah, ma piove davvero? No, ma... Un fiume.
l'acqua sa dov'è che va. Io so soltanto che piove e non smette da una settimana, un giorno, e sento che allaga me ed è franata la sponda dal tanto che l'emozione che mi inonda. Tu sei per me pioggia comune, scendi dall'alto e mi porti in un fiume. Tu sei per me vento d'aprile, sbatti le porte, non mi fai dormire. Tu sei per me sole di maggio, ma di confessarlo non trovo il coraggio. L'umidità, no, non va più via, e a me davvero non basta che sei stata mia. Una settimana e un giorno, di te mi bagno tu sei per me pioggia comune, scendi dall'alto e mi porti in un fiume. Tu sei per me vento d'aprile, sbatti le porte e non mi fai dormire. Tu sei per me sole di maggio, e finalmente io trovo il coraggio per dirti che ti voglio amare. Lo voglio adesso, non posso aspettare una settimana, un giorno di più, di più, di più. Io ti voglio amare e non posso aspettare. Io ti voglio amare e prima che tu. No, l'hai tolto, no. Ma qua c'è da fare, no, un mese di Gatto Pancieri, perché ripeto, ha forse tantissime non basta, canzoni. forse non basta. Bellissima, Gatto, comunque bellissima interpretazione anche bellissimo in il brano, acustico, il testo, va. tutto, vabbè. il contesto pure, ripeto, mi hai fatto emozionare, tant'è vero che ho cercato Salvo, ne approfitto anche per salutarlo, dicendo Volevo salutarlo anch'io, Salvo, perché è un grandissimo amico ed è stato lui a parlarmi di voi. Poi dopo io mi sono informato, visto che eravate gente seria. Ah, grazie. No. Più che altro sedia, gente sedia, nel senso che stiamo sempre seduti e quindi... È un grande amico, Salvo, e spero di vederlo presto, perché quando vengo in Sicilia di solito lui mi dà sempre una mano, perché è un grande manager, si chiama road manager nel suo ruolo, no? Ti porta sul posto, è molto attento, perché si sa quando uno suona ha bisogno anche di collaboratori, no? Certo, Salvo, quando tu verrai in Sicilia avrai non una mano, 6 mani. Anzi, sì, 2, 4, 6, sì, ma sì, no, perché ho volta la matematica. Ma guarda che anche qualche altro possiamo pure. E noi speriamo di averti anche qui in provincia di Trapani. Speriamo di fare anche qualcosa insieme a te, nel senso organizzare qualche spettacolo, perché noi ci occupavamo. Ma guarda, io caro amico a Castelvetrano, e noi ho un altro amico a Capobianco, ok, e anche a Selinunte. Perfetto, e noi diciamo questa è la nostra zona. Non vedo l'ora di venire, così ci vediamo. Okay. Questo è, come dire, una cosa a cui tengo tantissimo, perché mi sei sempre piaciuto come artista sin dalla prima volta che ti ho visto a Sanremo. Qual è stato il tuo primo brano? Mia a Sanremo, giusto? Ricordo bene? No, l'amore va oltre. L'amore va oltre. Ok. E invece leggo qua, serve anche per... Cioè tu sei stato anche in Giappone, a Tokyo. Sono stato anche all'estero tante volte. Chiaramente Tokyo è stata un'esperienza fantastica, perché là è famosissima Vivo per lei. Certo. E Bocelli non voleva andarci. E allora ha detto ai giapponesi: ma chiamate Gatto che l'ha scritta, la canta anche lui. E quindi io sono andato in Giappone, ma mi hanno trattato come se fosse Bocelli.
Vabbè, ma scusami, senza nulla togliere A dico, Bocelli, Bocelli, ma l'autore... perché molto spesso Lo so, però hai capito, è pazzesco andare in un paese così lontano trattato come uno strafamoso, perché la canzone è strafamosa. certo, E infatti la cosa che ti volevamo chiedere sicuramente è questo. Ecco, molto spesso si identifica il cantante con il brano, per cui si pensa che Certo. Bocelli fosse l'autore di Vivo per lei. Come sta invece quello che scrive, che sta dietro le quinte, che magari è meno conosciuto, non è il caso tuo, per l'amor di Dio, perché tu hai scritto per tanti artisti, per cui il tuo e nome hai anche cantato, hai ti sei cantato e sei esibito, sul palco, ma ci sono molti che rimangono sconosciuti ai ecco, più. rimangono ai più sconosciuti, per cui si riconosce il brano con l'artista che lo esegue, ma poi chi l'ha scritto veramente, cosa si può provare? Ma niente, questo è il destino degli autori, ecco, voi avete detto bene, nel mio caso è un po' anomala la faccenda, perché io sono abbastanza famoso come cantante, le cose che faccio come autore hanno una luce un po' più chiara, cioè si sa che c'è dietro da tutto, perché sono proprio degli autori fantastici che nessuno conosce. Una volta ero al concerto di Piero Ramazzotti, di fianco all'uomo che ha scritto tutti i testi di Ramazzotti e a un certo punto tutto lo stadio cantava le canzoni e Adelio Cogliati, che è morto purtroppo l'anno scorso, mi ha guardato e ha detto: pensa a questi ragazzi davanti, no? Che cantano ste parole, ma non immagineremo mai che sono stato io a scriverle. Però l'autore e basta è uno che non gli piace stare sul palco. Sì, Quindi sono l'autore figure... non so, a Mogol non gliene frega niente che non lo riconoscono per strada. Siamo noi cantanti e musici che abbiamo un po' più siamo più, come si può dire, Egocentrici, sì. Ecco, Ma, allora ma a me ci sta, piace, ma ci sta. ci sta, Ci però sta. ricordiamoci, non tutti vogliono stare sul palcoscenico. Quindi gli autori, spesso, se non sono anche cantanti, come Battisti, Modugno, che non sai chi sono. Ti faccio una domanda, non so, magari nel corso della tua vita te l'avranno fatto. Effettivamente come funziona? Gatto Pancieri scrive un testo, ok? O è una musica. A chi si rivolge? Cioè, com'è il passaggio successivo? Tu fai parte di una major, lo invia ad una major, la major poi contatta, ad esempio, nel caso di Bocelli, di Giorgia, contatta l'artista, fa sentire il brano. Cioè, come avviene il passaggio? Serve anche per fare conoscere anche ad altri che non sono nell'ambiente, nel settore, a capire come funziona anche il meccanismo della musica. Beh, diciamo che adesso io sono editore di me stesso, però fino a 5 anni fa avevo un editore che era lui che chiamava Giorgia e diceva: sai che Gatto ha scritto una cosa bellissima che ti vuol far sentire. Naturalmente i cantanti che non scrivono canzoni, quando chiama un editore importante, almeno la canzone la vogliono sentire. Però quando sei all'inizio devi spedire le canzoni. Una cosa, Gatto. Devi spedire le canzoni alle case discografiche dei cantanti che ti piacciono. Anch'io facevo queste cose. Ma funziona oggi? Oggi funziona ancora o una volta effettivamente si poteva credere ancora nel sogno, nel senso che era tutto più genuino? Oggi ho paura che sia un po' tutto teleguidato, telecomandato. Un po' più difficile, no? Oggi il problema è che nelle case discografiche non c'è più l'ufficio di colui che scopre i giovani, perché i giovani per le case discografiche sono quelli che fanno i talent. Ok. Se nasce Lucio Battisti, il nuovo Lucio Battisti, e non va ad Amici, non va a X Factor, nessuno se lo caga. Belle cose, belle cose. Diciamo che è una cosa triste. Perché i discografici fanno vita comodo, cioè colui che vince il talent e quindi è già famoso. Sì, non devono perdere tempo dietro. Sì, non devono perdere tempo a farlo diventare famoso. Ecco, però questa cosa naturalmente fa sì che se uno è bravo e non ha la faccia ad andare a un talent, non ha l'età per andare a un talent, non ha gli agganci per presentarsi a un talent, rischia di morire sconosciuto. Diciamo appunto, lascia proprio il tempo di esistere e poi non c'è più, non si va a creare una grande carriera in questo modo comunque. No, oggi è più difficile
ride per certi versi, perché naturalmente tutta la discografia si basa su questi talent. Aspettano che c'è quello che vince il talent sperando che sia Mengoni, che sia... Poi ci sono anche quelli bravi che vincono il talent. Ma quegli altri che non fanno il talent, per esempio io un talent non l'avrei mai fatto, perché io mettere la maglietta con scritto Luigi non l'avrei mai fatto, amici. Anche perché ti chiami Gatto e quindi mettere la maglia di Luigi magari era No, ma sudata. lui è Luigi. No, Vabbè, comunque... Vasco Rossi e Ligabue ad amici con scritto Liga Bruciano. Vabbè, non ci voglio neanche pensare, Gatto, non ci voglio... Un vero artista non lo fa il talent. Sono d'accordo con te. Ti faccio una domanda, ma... Ecco, Scusami. lui oltre alla passione per la musica... No, questa ci arriviamo subito dopo. Ci arriviamo subito ma dopo. tu credi in un ritorno? Cioè tu pensi che ci sia una specie di lockdown anche nella musica, nel senso che ritorneranno i cantautori, ritornerà la musica d'autore, ritorneranno gli artisti, diciamo, o lo stile come quello di una volta? Tu pensi in un ritorno? Ma allora, lo stile di una volta, però sicuramente quello che stava accadendo prima del Covid è che se non aveva un testo profondo, serio, spirituale, emozionante, anche romantico, era tacciata per essere bella. Invece, secondo me, dopo questo motivo, c'è voglia di ascoltare canzoni con dei contenuti anche. Canzoni che fanno bene al cuore, tipo Una settimana un giorno, magari la ascoltavi anche tu, che sei sicuramente uno simile, magari la ascoltavi 6 mesi fa e non ti interessava, però oggi ti è arrivata diversa, cioè come se la nostra sensibilità si è un attimino accesa, e quindi non esiste solo il rap e il trap, che è giusto che esistano, ci ma ci mancherebbe. sono anche le canzoni d'autore, ci sono le canzoni melodiche belle, ci sono le canzoni etniche. Cioè la musica prima del Covid era diventata solo indie, trap e rap, era un po' troppo così, e rap sono così. Speriamo Però comunque... secondo me nei gusti, perché lo vedo, io sto pubblicando dei brani molto densi e stanno avendo un grande, diciamo, riscontro. Ok, quindi diciamo che in questo momento l'attenzione è un po' diversa, perché come dici tu... Appunto, testi, contenuti, sì, vengono valorizzati ancora di più. Ma alla fine, dico, paga sempre. Gatto, invece, oltre alla musica, che è la tua passione... Ma io un'altra domanda gliela voglio ancora fare. Sì, un'altra, perché c'ho Gatto qua, me lo voglio spremere per benino. Fra tutti gli artisti per cui hai scritto o che hanno cantato le tue canzoni, qual è quello che ti ha emozionato di più? Nel senso che hai pensato, che bello, stanno cantando una mia canzone, o questo artista sta cantando una mia canzone. Capisco che è difficile, dai, non lo però quello che ti ha dato più gioia, io penso che... Ma guarda, ora, quando io ho fatto Bocelli non era ancora famoso, quindi non mi sono reso conto che sarebbe diventato quella roba, quindi... Però devo dire che quando ho sentito cantare Le Ali, una mia canzone a Sanremo, e quando quando io gli ho mandato il provino e lui mi ha detto: ma scusa, ma cosa mi mandi che abitiamo a 100 metri di distanza? Io non lo sapevo. E allora sono andato da lui con la chitarra e abbiamo trovato la sua tonalità. Beh, lui quando ha iniziato a cantare Eri tu, a 1 metro da me, ho preso un'emozione pazzesca, perché me lo immagino. non ha 2 vocali, ma c'ha 2 piloni così nella voce. Sì, diciamo che ancora veramente ha una voce incredibile, riesce ancora a far provare. Ora puoi fare questa benedetta domanda. Non ha dormito questa notte. Non è questo. dormito. Siccome oltre alla passione per la musica abbiamo visto assieme con mio fratello comunque che tu hai una grandissima passione anche per gli animali. Sì. E noi vogliamo mandare un inserto e poi ti facciamo qualche domanda. E poi eventualmente... Possiamo? Ok. Ok, la regia allora può mandare... Dolce vita per i nostri 4 zampe, dolce vita, dolce vita per i nostri 4 zampe, dolce vita, dolce vita per i nostri
nostri quattro zampe, dolce vita, dolce vita, per i nostri quattro zampe, dolce vita. Parola di Gatto Pancieri. Dolce vita. Ma questo è un hotel a 5 stelle. Appunto. Ma io ci voglio venire pure io là a farmi fare massaggi, la doccia. Si sta da Dio. Ho visto, complimenti, complimenti. Allora vi spiego, io ho sempre amato i cani, perché mia mamma, quando era incinta di me, tra l'altro io sono figlio di ragazza madre, quindi non ho avuto il padre, e quindi mia mamma, quando era incinta di me, aveva sempre sulla pancia 2 cani, che erano dell'allevamento in cui lei lavorava. Ok. E a quanto pare questi cani io ho sentito la presenza, perché il feto queste cose le sente. Certo. Poi, quando sono diventato grande, abbiamo avuto dei cani con mia mamma in casa. Poi, a un certo punto, è arrivato il mio cane, che è anche presente nello spot, che si chiama Super, adesso si tormenta. Praticamente, però, io a un certo punto mi sono accorto che non amavo solo il mio cane, ma ho empatia con tutti i cani. E allora, insieme a un mio amico che si chiama Carlo, abbiamo trovato questo luogo, avete visto, tutto grande, Bellissimo. 9 vetrine, spazi nel verde bellissimi ad Arcore, vicino a Marconi. Ah, che salutiamo. Magari Sì, ci sta salutiamo. seguendo. Tra l'altro viene a lavare i suoi cani da noi. Ah, quindi è un vostro cliente. Voi sapete quanti cani ha? Ma a parte Dudu? Eh. Ma io penso se ha meno di 25 cani, no, scusa, non ne può avere meno di 25. Tu dici? Vediamo. 11. 11. Esagerato. Però alcune sono incinta, quindi vabbè, per cui tu arriveremo aspetti. a 25. E insomma, morale della favola, a un certo punto volevo cercare di concretizzare questo sogno di avere un centro cinofilo. Per esempio, io oggi, stamattina, sono svegliato e ho suonato, ho scritto una canzone. Poi sono andato al mio centro un paio d'ore a vedere cosa succedeva, ho accarezzato un cane, ho risolto un problema di un dipendente e poi sono tornato a casa e ho ricominciato a lavorare e ho aspettato la nostra diretta. Quindi io ogni tanto vado lì per staccare. Sì, no, ma ci sta. Ed è anche bello perché comunque, come dire, diventa un po' come la musica, attenzione, gli animali, diventa una valvola di sfogo e poi, come dire, sono quelli che ci fanno stare bene perché la riconoscenza che hanno degli sicuramente gli animali verso noi umani è superiore a quella che degli molto uomini. spesso non siamo tanti umani, per cui loro sono sicuramente più sinceri di noi. Ma guarda, io sono convinto che voi la pensiate così, però sai, io non è che pretendo che tutta la gente ami gli animali, ami i gatti come li amo io, però naturalmente io dico, se non li ami almeno non fagli male. Assolutamente, Se no, non ma li questo... ami, per me che quando ho fatto questo centro, pensate questa cosa, un anno fa io ho voluto mettere nella toilettatura, cioè c'è una zona del centro dove lavano i cani, ho voluto mettere l'acqua ozonizzata che è contro il virus, ma detto adesso è facile, no? Certo. Io già un anno fa ero fissato per questa cosa dei virus e guarda cos'è successo. Quindi naturalmente è un centro di eccellenza perché ho cercato di immaginare di portare il mio di cane. Quindi se io una cosa non la farei al mio, lì non la farei. L'asilo è a misura di cane, giocano, si divertono, mai lasciare un cane da solo per troppe ore a casa. Ci sono questi asili, tipo il mio, dove almeno il cane è impegnato comunque. Gioca un po', è impegnato, un po' di lezione. Socializza. Corre, si muove. Si muove, si sfoga, quindi poi crea meno problemi, è meno stressato. Quando sei in giro non aggredisce gli altri cani. Insomma, tutta una serie di... È un mondo che mi affascina. Naturalmente la musica mi affascina di più. Ma questo per me non è un lavoro. Per me è stata un'avventura e adesso sono anche chiaramente molto impegnato perché ci tengo ai miei dipendenti e quando abbiamo dovuto chiudere ero preoccupato perché erano in
integrazione. Benissimo. E quindi adesso invece abbiamo riaperto, stiamo andando bene, e soprattutto per loro, perché adesso per loro non è il gioco, per me è stata una cosa in più, ma per loro è il lavoro. Certo, riusciamo a capire quello che vuoi dire. Bella iniziativa comunque, ti facciamo i complimenti. Quindi in questo quarantena, diciamo, il centro è stato chiuso, gli animali stavano con i padroni, giustamente, tutti a casa. Però io penso che sono stati felici di ritornare di nuovo da voi, gli animali. Sì, guarda, devo dire che allora, quando tu hai un centro cinofilo è incredibile, perché quando il cane viene la seconda volta e scodinzola come un pazzo e non vede l'ora di entrare, è la prova che si è trovato. Certo. Perché il cane non mente mai. Non c'è un cane che può scodinzolare a come comando. Per fare finta. Esatto. Mentre l'essere umano lo può fare, no? Può fare il sorriso finto, può dirti va bene, invece pensa va male, il cane non ce la fa. Io devo montarmi una coda dietro. Ma guarda, da muovere a comando. No, vabbè, ma basta già l'espressione facciale. Quando c'è una persona che mi sta simpatica la muovo, ma diciamo diversamente capisce che già gli uomini abbiamo questo, che si deve allontanare. Ma già noi abbiamo questo che purtroppo non sempre è veritiero, come diceva appunto Gatto, ogni tanto ci prendiamo in giro. Hai mai pensato di aprire un gattofilo? C'è un gatto che apre Ma perché vai a cadere sul banale? Noi laviamo anche i gatti. Ok, visto. Però naturalmente non facciamo l'asilo con i gatti e i cani insieme. È un po', certo. Allora, effettivamente è un po' strana la nostra faccenda che uno che si chiama Gatto ama di più. In realtà non è che non mi piacciono i gatti. No, stavo scherzando. No, non ho mai avuto un gatto, perché naturalmente col mio cane potrebbero esserci dei problemi. Però magari, chissà, domani se tu prendi un piccolo cane e lo metti insieme a un piccolo gatto... Li fai crescere insieme, sì, è ovvio. Ma guarda, noi abbiamo avuto l'altra settimana Fabio Arbois di Radio Capital, che lui è amante dei gatti, però questa settimana, proprio in questi giorni, ha adottato un cane piccolino e proprio ieri commentava che il cane si sta adattando con i gatti, anche se i gatti sono quelli che però la fanno da padrone, perché giustamente sono loro... Ecco. Mia sorella aveva un cane, poi a un certo punto ha preso un gatto, ma adesso comanda il gatto. Per cui per il tuo cane non so quanto sarà felice quel giorno che tu prenderai un gatto. Deciderai di prenderlo. Non è il caso di farlo al mio cane perché sarebbe troppo geloso, e poi secondo me appunto non sarebbe più quel re che è in questo momento, perché il gatto poi cosa succede? Se vuole andare sul divano, il cane è nuovo. Certo, ne soffrirebbe. Sì, ne soffrirebbe. Io invece volevo dirti... Non so, ma no, solo così, si può lanciare un'iniziativa per quanto riguarda quello che tu stai facendo per il mondo animale. Puoi lanciare qualche messaggio? Beh, no, ma il messaggio ne abbiamo parlato adesso. Abbiamo dato solo i messaggi che bisogna dare. Non bisogna per forza tenere un animale se non si è portati a questo, però non bisogna fare del male agli animali. Ma noi siamo contro tutte le forme di violenza, quindi questo sia ben chiaro. Ve lo posso dire, noi del Dolce Vita da Cani accogliamo spesso i cani maltrattati, abbandonati, e purtroppo molti arrivano dalla Sicilia. Addirittura. Questo ci dispiace. Guarda, noi ti possiamo dire invece, per stare vicino a te anche in questo messaggio, che lui ha un cane, mio fratello, io ho un gatto, per cui diciamo che siamo vicini anche alla tua iniziativa. Devo dire che purtroppo in Sicilia molti amano gli animali come voi, ma c'è qualcuno invece che proprio si diverte, ma non so perché è strano. Ma guarda, questa cosa non l'abbiamo capita mai neanche noi. È molto strano, perché io ho sempre avuto con i siciliani la sensazione di essere davanti a persone che ti danno l'anima. Si vede che c'è un po' forse quella mentalità che l'animale tanto è un animale, mettiamolo dal fine prima. Arrivano dei cani tutti rotti, tutti messi male. Questo ci dispiace. Ci dispiace veramente. Questo ci dispiace. Quindi lanciamo un appello anche ai nostri amici siciliani. Esatto, facciamo l'appello ai siciliani, siete veramente un popolo fantastico, e quando state per fare
gesto non bello a un animale, anche lui, che sente dolore, che va Evitiamo. rispettato. Poi, se non lo volete va bene, ma se arriva da noi senza una frattura è meglio. Certo, certo. Facciamo una cosa intanto, puoi trasmettere il brano Mia? Beh, Ok. direi che Mia è una delle mie canzoni più famose, la dedico a tutti quelli che ci stanno seguendo, che stanno commentando. Sì, sì, No, no, poco fa c'era appunto un commento e poi mandiamo l'inserto che parlava di Meneguzzi. cioè tu hai scritto pure per Meneguzzi? Beh, certo, io ho scritto 9 canzoni per me, cioè voglio dire, a parte Giorgia Bocelli, io ho scritto anche per Miriam, ho scritto per esempio per Pogli, Ah, per Riccardo. Etta, piuttosto che Morandi, e Mina. quindi anche parte, certo, vabbè, ma quelli grossi, però ho fatto anche cose, anche ho fatto 2 pezzi per il marito di Laura Pausini, Paola Carta, Ah, che fece un Sanremo, tentò di fare il cantante, poi ha detto facciamo il chitarrista che è netto. ed è il turnista, diciamo, con Laura fa. Vabbè, giusto? è Sì. il turnista. Il chitarrista, sì, sì. È il marito, il marito. È il marito, ma non significa Dalla che... grande Laura, va bene. Però ecco, vedi, per esempio, a volte si fanno delle cose e certe carriere non decollano, però erano cose belle. Quindi io, cioè, diciamo, nel mio carriere non esiste solo Vivo per lei e queste canzoni importanti, ma ci sono anche con Sabrina Salerno, per esempio, Ah, Raffaella Carrà. io mi prometto di andare ad ascoltare su Spotify, su YouTube un po' tutta la tua discografia. Mi mancava, ripeto, conosco tanti brani tuoi, però voglio attenzionare meglio l'artista, capire veramente ancora di più. Proprio a questo proposito vorrei dire che oggi la cosa più importante che esiste per conoscere meglio un artista è il canale personale che l'artista ha in YouTube. Perfetto. Cioè, se tu vuoi sentire un po' di mie canzoni e soprattutto quelle che a me piacerebbe sentire, basta che vai in YouTube e gratis fa canale di Gatto Pancieri. E lì si apre una serie di video che io ho postato, recenti ma anche storici, perché se tu vai in YouTube così, poi magari ti esce il ragazzino che canta Mia. No. Ma noi invitiamo anche chi ci sta seguendo di iscriversi al tuo canale. Sì, Anche perché è un modo come dare intanto forza ad un artista, specialmente in questo periodo. Ma anche fuori da questo periodo il canale YouTube trasmette, dove tu vai appunto a caricare tutto quello che hai fatto, La tua storia musicale. Il canale per i artistica. video, per le canzoni è YouTube, questo non si discute. Esatto, e quindi basta, al di là di digitare Gatto Pancieri, mi ho costruito a scrivere canale di Gatto Pancieri, perché lì Canale per esempio, ufficiale. adesso c'è quella della pioggia, è Mia come la sentiremo adesso, come la canto adesso, c'è il passaggio a Sanremo che ho fatto. YouTube è una parola, è troppo larga scrivere Gatto È un Pancieri. oceano, sì, se no non riusciamo a capire quello che dice. Quindi lanciamo nuovamente l'appello a iscrivervi al canale ufficiale di Gatto Pancieri per saperne di più e vedere quello che produce E l'artista. poi iscriversi basta cliccare. È semplicissimo, È semplice. molti lo sai, Gatto, ne approfitto. Pensano che iscriversi a YouTube una volta bisognava registrarsi, aprire il canale. Oggi col telefonino basta andare sulla pagina e iscriviti, cioè cliccare sul tastino rosso iscriviti e in un attimo, come dire, diamo forza anche agli artisti che in questo momento, ripeto, specialmente ne abbiamo bisogno. Mandiamo l'inserto di Mia e poi passiamo ai saluti. Salvo Sciascia! Ti ho sentita Mia quando siamo rimasti 5 giorni a letto chiusi dentro casa mia. Tanto ti ho sentita Mia quando
lungo strade assolate di periferia, con le gomme bucate e le bici parcheggiate dietro un grosso cespuglio d'estate. Ti ricordi era estate, quanto ti ho sentita mia, quando mi chiedevi prima di un esame di provarti a interrogare, quanti libri da studiare, quanto ti ho sentita mia, quando ti ho insegnato al biliardo a giocare, e quanto ti ho sentita mia in quel vecchio ferroso letto di corsia, mi stringevi la mano, eri sotto anestesia, io pregavo e per te stavo male. Tu sei mia quando vuoi, ma sei mia, mia. Tu vai via, sì, ma tornerai, perché sei mia quando tu non lo sai. Tu non lo sai. Tu sei mia, 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 no. Tu mia, 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 no. Tu sei mia, mia, mia. Va bene, ci siamo fatti prendere. No, io mi stavo iscrivendo al tuo canale YouTube. Io lo farò appena finisce Lo faccio in diretta, quindi ti seguirò ancora di più. Tu fai le sviolinate in diretta. Salvo Sciascia. Ragazzi, ormai dobbiamo seguirci, io seguirò voi, anzi vi devo dire una cosa, vi devo chiedere in diretta una roba incredibile. Dimmi. Allora, forse voi non sapete che gli altri isolani italiani, cioè, hanno inciso via in lingua sarda. Ah. E è bellissimo. Allora, per esempio, l'inizio così, cantu da pintesu mia. Come si dice quanto ti ho sentita mia in siciliano? Ah, quanto ti ho sentito mia. Quanto io tentiso mia, puro. Quanto io tentiso mia. Quanto io tentiso mia. Quanto io tentiso mia. Allora io ve lo dico ragazzi, io aspetto la vostra versione perché secondo me, io ho sentito che voi fate queste cose etniche siciliane bellissime, Grazie. ma questa canzone, pensateci, sembra una canzone popolare. Sì. Perché sembra una tarantella mia. Sì. Ok. Quindi ci autorizzi. Sì, allora, se volete provare a farla, naturalmente io non sono l'editore della canzone, però se volete inciderla chiediamo alla Universal e io darò il consenso. Ok, perché? Allora facciamo una cosa noi. Una grande sfida. Prima proviamo a trascrivere un po'. trascrivere. Te la facciamo sentire. Se a te piace, allora chiedi all'Universal. Diversamente te la tieni per te. Allora ve lo dico ragazzi, la versione in sardo che si chiama Terra Mia, c'è stato un nuovo deposito per questo testo adattato, ha venduto 400.000 copie. In Sardegna c'è qualcuno che pensa che io ho fatto la cover di... Vabbè, Sardegna è un'isola, la Sicilia è un'isola, speriamo che accada anche questo, dico. Io sono convinto che questa canzone in siciliano col vostro stile spacca. Va bene. Guarda, ci stai mettendo alla prova. Ci proveremo, stanotte non dormo. No, vabbè, ma con calma, provate. Sì, no, ma ci mancherebbe. Hai ragione, facciamo come hai detto tu, la fai, me la fate sentire anche sì, sicuramente. Però immagina che diventa una cosa bella. Allora io naturalmente quando scrivo qualcosa che poi va addirittura al tessuto di altre regioni che non sono contentissimo. Ma tu lo sai cosa farà poi Gatto? Appena noi la faremo in siciliano, scusa Gatto se ti interrompo perché mi sta prendendo questa cosa. Lui quando farà i concerti canterà lui la versione in italiano e noi quella in siciliano assieme, ma te lo immagini? No, io immaginavo invece che questa cosa è bella perché partiamo da un presupposto. Sto scherzando comunque Gatto però, ne approfitto. No, ma l'idea...
questo può essere perché io quando vado in Sardegna, la prima non lo so dire tutto il testo, è troppo difficile il sardo per me, però quando sono in Sardegna la prima frase, invece di cantare quanto ti ho vita mia canto da pintesu mia, e la gente va fuori di testa. Ma è così, perché è un senso anche di rispetto e amore verso la terra che ti sta di omaggiare, ospitando. ma nello stesso tempo, dico, può sembrare una cosa stupida, ma fai un concerto a Milano, tu lo sai quanti siciliani ci sono a Milano, o in Lombardia, Certo, o in Piemonte, certo. quindi a volte anche fare un accenno per rendere omaggio a tutti i tutti i siciliani. siciliani, dico, è un modo come arrivare ancora di più al cuore. Va Certo, bene. allora, però, voglio dire, io vi ho detto questo perché non vi dico di fare una settimana di giorno in siciliano, vivo per lei in siciliano, ma mia è una canzone che ha dentro un'etnicità latina. Ok, ma noi ci proviamo, Dai, va bene. Ok, non ce ne volere comunque. Io leggo solo questo. Le cose sono fatte divertendosi. Mi è arrivato un messaggio da parte di Salvo che mi diceva: si vede che sei preso, ti vedo eccitato, pare un picciriddo, un bambino alle giostre. Mi fa piacere, quindi ringraziamo Salvo per aver permesso questo. Fai un saluto tu a Salvo. Salvo, ti voglio bene, mio. E qua parlava Salvo, cioè, dobbiamo organizzare qualche serata con Gatto e pure Erminio, quindi passare qualche serata insieme. Ci proveremo. Volevo risalutare Erminio perché prima quando l'ho parlato non volevo salutare e fargli tanti complimenti, perché è uno che quando canta mi emoziona e mi emoziona sempre tanto, e quindi niente, lo voglio salutare caldamente, il pezzo che ha fatto di e poi questa storia di Pipone. Noi facciamo, sì, questa non ce l'aspettavamo neanche noi sinceramente, un po' presi anche dalla diretta, ma domani è una ricorrenza importante in Sicilia, in Italia, ma soprattutto per i siciliani, ma anche nel mondo, ma anche nel mondo. E quindi che dirti, Gatto, siamo veramente felici di avere conosciuto l'uomo, soprattutto perché l'artista lo conoscevamo, lo conoscono tantissimi. Sei una bellissima persona, quindi speriamo di conoscerci di presto, di avere le 6 braccia accanto a te e di assistere a un tuo concerto. Io guarda, non vedo l'ora di venirvi a trovare, che soprattutto si possa uscire dalle regioni, io non ce la faccio più a stare in Lombardia, perché sai, col lavoro del musicista a me piace dove vivo, però ogni tanto c'era il concerto e si partiva. Adesso qua sono 3 mesi che non si muove. Naturalmente pensare a un'estate senza capacità è da pazzi. È una cosa molto triste, speriamo non succeda. Speriamo non succeda, quindi ripeto, se ci sarà occasione, ormai nel senso che possiamo tranquillamente sentirci per dire guarda che vengo a fare un concerto e magari a trovarmi, o se venite a Milano fatemelo sapere. Grazie. E invece mi è arrivato un messaggio veloce e chiudo e passiamo ai saluti. Mi hanno detto che presto è il tuo compleanno, perché i tuoi fans sanno tutto di te. Quando è il tuo compleanno? Ma non si fanno gli auguri? Martedì prossimo. Noi non facciamo gli auguri in anticipo mai. Sicuramente ci risentiremo. Mercoledì magari ti facciamo gli auguri. Vedo una chitarra, fatemi sentire un pezzettino in siciliano. Un pezzettino in siciliano? Ti facciamo sentire il nostro primo brano che abbiamo scritto in siciliano, un pezzettino, perché poi la faremo con mi susu, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, mi robo in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto fuori chiovi, un corpo ali capiti, mi sciavolo la sciti, ma giusto li baffetti, una trovo li quasetti. Siciliano tipo Sciano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio, si mi scappa la pazienza. Siciliano tipo Sciano,
domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona un peccato e cominciare da capo. È il nostro primo brano, Gatto, Grazie. comunque ti posso lanciare una minaccia? No. Sì, da buon siciliano ti invierò via email le nostre canzoni se ti fa piacere. Perché rovinare la No. Mi piace molto il suono del siciliano e poi comunque suonate bene la chitarra, bravi. No, questo non lo devi dire più. No, Gatto, ora mi sento non vedo muovere la coda. No, ma allora non bisogna essere virtuosi. No, ma noi non lo siamo. Noi non lo siamo. Per essere bravi con la chitarra, ma per essere bravi quando si canta bisogna essere bravi ad accompagnare. Vabbè. Quindi c'è gente che sa fare delle scale incredibili veloci ma non sa accompagnare una canzone. Io neanche le scale di casa so fare. Quindi si è fatto mettere l'ascensore a lui, pensa, per non fare le scale. Gatto, grazie, a presto. No, ragazzi, teniamoci forte. Avete portato un po' di a tanti altri. Ok, ciao. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, mi rompo in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nomi, tanto fuori chiovi, un corpo ali capiti, mi sciavolo la scinti, ma giusto li baffetti, un acciolo li quasetti. Siciliano di Busciano, mi spicchio la simenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Busciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona un peccato e cominciare da capo. Ne mangi capannia, quando ti paratia, mi lascio stare in pace e te ne vadi mia. A te ti volissi e mi voglio maritare, meglio stare in piazza e a tutti salutare. Ehi, coscienza Federica, sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, io chiudo sonno, faccio un po' rica. Quattro maccarona, mi mangiasse qua mollica, mentre sogno per la via, c'è uno che mania, sistema di meluna, e canottera fuma. Siciliano di Busciano, lui io non ne voglio, la sera sguardo l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Busciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Ehi! Alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Va, mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già si finisce tardo, a comincia a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico, ma mi sa riposare. La tavola è consata, sta vita non si può fare. All'esterno di mangiare, non so più che fare. Mi lavo a finestretta e mi dà le umari. Siciliano di Busciano, mio fratello a Germania, amici a Broccolino, mio padre che lavora alla fabbrica a Torino. Siciliano di Busciano, mi spicchio la simenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Busciano, lui io non ne voglio, la sera sguardo l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Busciano,
domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo. Siciliano, di Busciano, di Lunno, paesano, siciliano, di Busciano, e l'umunno, tegno umano. Ciao, a martedì alle 21:30. Ah, perché saremo serale. Serale, da martedì saremo serale, martedì e venerdì. Saluti da Calandra e Calandra, ringraziamo Salvo Sciascia, ringraziamo la ringraziamo Eventi tutti gli Service, ospiti. ringraziamo voi che ci seguite da casa, dai cellulari, con la macchina pure, perché so Come che ci seguono con la macchina? Togliete gli abbaglianti e a martedì sera.